Bella raga, ciao a tutti dal commentore veneziano. Allora, Fiori, punto della situazione sull'estate comendiana. Allora, giochi da fare. F1 2015 e MotoGP 2015 ci saranno, quindi saranno i due giochi di punta dell'estate insieme a WWE Universe, la modalità Universe, Pro Evolution Soccer col Palermo o altre squadre quando andrò avanti e Project Car. Questi saranno i giochi dell'estate al 100% con forse qualche altro mezzo GTA, magari qualche video di Flash Simulator, robe così. Comunque questi sono i giochi più importanti dell'estate. Che dire ragazzi, vedo che il tubo è un po' calato, nel senso sempre di più. Cioè chi ha da 0 a 50.000 iscritti o rimane fermo o va su pianissimo. Chi ne ha 100.000, 200.000 così va sempre più forte, quindi ho notato che YouTube premia chi è già bello cazzuto, chi ha già tanti iscritti e comunque per carità, la scelta di YouTube ci sta, io lo sapete, non è questo il mio lavoro, non voglio vivere di questo, quindi già per me avere 23.000 iscritti, 1.000 visualizzazioni a video, io sono contento di più, questo era il mio obiettivo e l'ho raggiunto ancora, se andate a vedere i video sempre così di punti della situazione, in altri video ho spiegato, io sono arrivato al mio obiettivo. Dopo certo so che con la webcam sicuramente avrei qualcosa di più e ci sto anche pensando, però non con la web ma con una videocamera, perché con la web proprio non mi trovo. Perché mi viene troppo da guardarmi sullo schermo e sembro deficiente, quindi vediamo, però comunque ripeto l'obiettivo l'ho raggiunto e anche se adesso faccio meno visual, meno iscritti, meno mi piace, non mi interessa, nel senso c'è lo zoccolo duro c'è e godo. Sui live, Fioi, purtroppo non ho avuto mai un momento libero in questi in questi mesi, quindi purtroppo sono fermo da un po' con i live, però spero di riprendere perché mi piacevano tanto. E che altro dire, Fiori? Aspetta, oddio, sono un attimo in panico. Ah sì, che ho fatto adesso c'ho anche una pagina, un profilo su Instagram, che così ogni tanto metto foto anche là, così visto che qualcuno mi chiede sempre fatti vedere in viso ragazzi. Ho qualche video in webcam l'ho fatto, ma ho anche dei profili dove ci sono, quindi c'è su Facebook il mio profilo eh, privato, diciamo che però chi mi chiede l'amicizia la do volentieri e adesso c'è anche sto Instagram che praticamente questo si chiama Comenda, trattino basso, cos'è underscore, mi sembra, spero di non dire una cagata, e veneziano, quindi è Comenda, trattino basso, non il trattino normale, ma quello che va in basso, veneziano. E mi trovate, così potete anche là aggiungermi e vedere un po' che il vero comendone, cioè, perché non ho nessun problema a farmi vedere, il discorso è che un conto è fare una foto, un conto parlare e giocare su una webcam, è una cosa che purtroppo non mi viene benissimo, nel senso per vari motivi, tra la camera che è un po' così e tra io che ancora mi viene da guardare il video e vedermi me e non guardare il gioco e quindi sembro tipo rincoglionito. Però vabbè ragazzi, questi sono i giochi dell'estate, se volete aggiungermi su Instagram mi fa molto piacere, così potete seguire anche là che posterò delle foto, delle robe con l'amorosa, con gli amici o cazzate varie. E, e niente, Fio, un saluto dal Comendone veneziano. Voglio augurarvi una buona estate, passatela bene qua in spiaggia come questa foto, dove ci sono il mare, le rocce, il cielo, il tramonto. E qua davanti cosa abbiamo? No, nient'altro, mi sembra sia un culetto e un bel corpicino. Ecco, quindi ragazzi, passatelo così, mi raccomando. Ogni tanto, se volete telefonino, Comenda Veneziano Channel, fate una divertita con i miei video, però le due cose principali sono spiaggia, montagna, quello che volete, e una zoccolona che è là davanti. Ecco, questo dovete fare. Per le ragazze invece fate le brave, se ho qualche ragazza che mi segue, e anche voi divertitevi, prendete il sole e figheggiate in giro per l'Italia o per il mondo. Va buon raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!